In che des dot de match finis la sagra di Sant'Ambrosino a Cassinamata. Sant'Ambrosino perché dobbiamo spiegare, si ricollega al ricordo della morte e del saluto terreno a Sant'Ambrogio che avvenne attorno a Pasqua. E la sagra, appunto, come sagra, vedete qui c'è il menù, il ricco menù che per tante sere era proposto, oltre delle serate a tema, ma non è una sagra dove si mangia e basta, anzi si mangia, certo, la cucina è molto buona, ma ci sono state serate con ballo, musica e poi il palio, soprattutto perché si sono affrontati i vari contradaioli delle contrade della Cruseta, dell'Erubina, dell'Era e del Riun del Canarel, che da diversi anni fanno queste gare. Infatti noi siamo arrivati al 27esimo palio amatese all'interno della 53. Ecco, a proposito di roba da mangiare, questi erano alcuni piatti che sono stati serviti, un bel primo, le patatine e la torta, e la gente che è andata appunto a frequentare questo luogo. Ma dicevamo, c'erano tante altre iniziative. Questi sono i simboli delle quattro contrade. Ricordo che venerdì sera siamo andati a Nuc, gli amici del nostro paese, siamo andati alla serata toscana, e poi ieri c'è stata quella bellissima rappresentazione, il destino di una leonessa, o il destino di Nala, perché l'hanno fatto sulla storia del Re Leone. Prima ancora però domenica passata, che diciamo presentare un brano che hanno suonato nella Gesa, con tanta gente presente ovviamente, sono esibiti il quintetto armonico con un arpista. Hanno eseguito diverse musiche, diversi brani molto belli. Il concerto si è intitolato Atmosfere musicali, e in memoria dell'amico e grande musicista Roberto Balconi, che hanno voluto ricordare. E questo qui è stato il musical di ieri sera, molto bello veramente, e alla fine con Don Fabio che ha salutato tutti, anche la nostra Maria Teresa. Grazie a tutti e alla prossima, ciao ciao.